Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Radio Libertà, oggi lunedì 29 giugno 2026. In apertura Salvini rilancia la Lega sopra il 10%, con lui capitano. Poi primarie nelle grandi città, candidati scelti dai cittadini, non nei palazzi. Nel centrodestra si chiarisce il caso Vannacci. All'estero, tregua tra Stati Uniti e Iran e tavolo a Doha dopo la pressione su Hormuz. Washington media tra Israele e Libano per isolare Hezbollah. In chiusura, i giovani della Lega con Toccalini. Lavoro, salari, casa e futuro in Italia. Ora entriamo nel giornale. Salvini sempre capitano. Lega sopra il 10%, parla Matteo. Matteo Salvini riparte dai giovani della Lega e rimette in fila la linea del Carroccio. Centrodestra competitivo, Lega sopra il 10%. Campagna guidata da lui e squadra larga con governatori, sindaci e militanti. Non una Lega chiusa nei retroscena, ma una comunità politica che torna al suo mestiere: territorio, urne, governo. Sulla legge elettorale il punto non cambia. Proporzionale o maggioritario, chi vince deve governare. Le maggioranze si costruiscono davanti agli elettori, non nei giochi di palazzo. La Lega non arretra davanti ai sondaggi e prepara la sfida del 2027. Sindaci al popolo, Lega, primarie contro i palazzi. Primarie nelle grandi città per scegliere i candidati sindaco del centrodestra. Salvini rilancia da Milano Marittima e indica un metodo: coinvolgere i cittadini, ascoltare quartieri, mercati e periferie. A Bologna, e dove il nome non è deciso, la Lega chiede che la scelta non arrivi dall'alto, ma passi dal consenso reale. Il tema è locale e nazionale. Da una parte, dice Salvini, una sinistra che scappa dalle piazze e decide nei salotti. Dall'altra, un centrodestra che può vincere solo tornando tra la gente. Non bastano tavoli e telefonate, servono volti, programmi e priorità concrete. Confini chiari del centrodestra. Vannacci finisce fuori gioco. Il caso Vannacci diventa una questione politica: lealtà, confini, responsabilità. Salvini parla di una delusione più umana che politica, ma il punto è netto: non si può votare contro il governo e poi dettare la linea del centrodestra. Anche Antonio Tajani, a Radio 24, dice che Vannacci si è messo fuori dal perimetro della coalizione e rischia di diventare la quinta gamba della sinistra. Tradotto, chi indebolisce il governo aiuta gli avversari. La Lega rivendica identità e radicamento, senza farsi trascinare in operazioni ambigue. Il centrodestra può discutere, ma deve sapere chi lavora per vincere. Trump, pressione su Hormuz. Teheran al tavolo di Doha. Dopo giorni di tensione nello stretto di Hormuz, Stati Uniti e Iran concordano lo stop agli attacchi reciproci e preparano un incontro a Doha. È una tregua fragile, ma il metodo Trump è chiaro: pressione militare, deterrenza, trattativa da posizione di forza. Non pacifismo disarmato, ma difesa delle rotte energetiche e della libertà di navigazione. Hormuz non è lontana. Da lì passano petrolio, prezzi alla pompa e costi per le imprese. Quando Teheran minaccia traffico e basi americane nel Golfo, Washington risponde e porta l'avversario al tavolo. Doha dirà se l'Iran ha capito il messaggio. Hezbollah più isolata. USA tra Israele e Libano, Washington prova a spezzare l'asse iraniano anche sul fronte libanese. L'amministrazione Trump ha mediato un'intesa politica tra Israele e Libano, indicata da Axios come il più significativo accordo tra i due paesi in 40 anni. L'obiettivo è ridurre l'influenza di Hezbollah e dell'Iran, rafforzare lo Stato libanese e dare a Israele garanzie di sicurezza. Anche qui il metodo è quello visto su Hormuz: rapporti di forza, non passerelle diplomatiche. L'accordo resta fragile perché Hezbollah lo contesta. Ma se l'intesa dà fastidio ai proxy di Teheran, tocca un nervo scoperto. Giovani in campo. Lavoro e futuro nella Lega.
La chiusura è per la generazione che non si arrende. A Nexus, Luca Toccalini racconta una Lega giovane, militante, concreta. Non ragazzi usati come comparse, ma giovani formati, candidati, responsabilizzati. Fare militanza significa sacrificio, gazebo, territorio, studio, lavoro, coraggio. Toccalini mette sul tavolo i nodi degli under 30. Università troppo teorica, contratti deboli, salari insufficienti, mutui difficili, fuga all'estero. La proposta è una destra sociale. Defiscalizzare il lavoro stabile, lasciare più soldi in busta paga, aiutare chi vuole costruire famiglia, casa e futuro in Italia. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Eutanasia sui bambini. La pietà che uccide. In Olanda, alla fine del 2025, è stata praticata l'eutanasia su un bambino con meno di 12 anni. Un caso estremo, davanti al quale serve rispetto per i genitori e per un piccolo malato terminale. Ma proprio per questo la domanda non può essere evitata. Che cosa fa uno Stato davanti alla fragilità più radicale? Cura, accompagna, sostiene. Oppure autorizza la morte? Paola Binetti, sul sussidiario.net, parla della trappola della pietà e del piano inclinato. Prima gli adulti, poi i minori sopra i 12 anni, poi anche i bambini più piccoli. In Olanda nel 2025 eutanasia e suicidio assistito sono arrivati a 10.341 casi su 173.494 decessi, il 6% del totale. E il controllo arriva dopo, quando il paziente è già morto. Non si giudica il dolore di una famiglia. Si impedisce però che quel dolore diventi il varco attraverso cui lo Stato decide che alcune vite sono troppo fragili per essere accompagnate. La civiltà non si misura eliminando la sofferenza con il malato, ma restando accanto ai più deboli. Prima delle scorciatoie di morte, servono cure palliative pediatriche e sostegno alle famiglie. Europa degli Stati. Bruxelles smentita dai conti. Bruxelles parla di salto federale, Stati Uniti d'Europa e sovranità comune. Poi arrivano i conti e raccontano un'altra storia. Stefano Fassina, sul sussidiario.net, legge il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea dal 2028 al 2034 come una carta d'identità politica. Quando si tratta di soldi veri, potere reale e scelte strategiche, vincono ancora i governi nazionali. La proposta della Commissione vale 1.763 miliardi in 7 anni. Sembra enorme, ma distribuita su 27 Stati resta circa l'1,15% del PIL europeo. Troppo poco per chi sogna un bilancio federale. La negotiating box della presidenza di turno taglia le risorse del 2%, mentre quasi metà della spesa viene rinazionalizzata attraverso piani nazionali e regionali. Il punto è politico. L'Unione può moltiplicare slogan e regolamenti, ma davanti a crisi, guerra, intelligenza artificiale, difesa e competitività, la responsabilità torna negli Stati nazionali. Per Radio Libertà, sovranità non è isolamento, ma controllo democratico e decisioni agganciate a popoli, parlamenti e governi eletti. Gli Stati Uniti d'Europa restano uno slogan. L'Europa reale cammina sulle gambe delle nazioni. E anche per oggi il TG di Radio Libertà finisce qui. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani. Stessa ora, stesse frequenze. Buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in